Il rispetto dei tempi indicati dal medico è un diritto del cittadino. Parte da questo principio la proposta di legge regionale presentata da Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Ferrofini. Una legge per ridurre le liste d'attesa, afferma la consigliera, che in Veneto sono tutt'altro che azzerate. 150.000 veneti sono in attesa della chiamata dal CUP, ma di fatto non si sa il totale di chi stia aspettando una prestazione del sistema sanitario regionale, perché manca completamente il numero di coloro ai quali è stato detto di richiamare in un secondo momento. Ed ecco la proposta. Il cittadino che ha tempi nel pubblico troppo lunghi può usufruire della prestazione intramoenia, quindi all'interno dello stesso ospedale, pagando giusto il ticket alle stesse condizioni del pubblico. Questo per far sì appunto che i tempi di attesa a livello del pubblico si abbassino, come è oggi già per l'intramoenia, che prevede tempi di attesa di 10 giorni a fronte di un pubblico che supera talvolta i 60 giorni. I veneti hanno speso 113 milioni di euro per visite a pagamento in libera professione intramenia, soldi sborsati dai cittadini, afferma Erika Baldin, che invece avrebbero diritto alle stesse prestazioni solamente pagando il ticket. Siamo di fronte ad un'evidente ingiustizia, conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle, così la Regione scarica sui cittadini i costi dei ritardi della sanità pubblica.